Mercoledì 4 gennaio 2023, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belun, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM e dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno, Marco Crepas vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti sulle prime pagine del Gazzettino del Corriere delle Alpi. Cominciamo con il Gazzettino di Belluno, in primo piano una notizia che riguarda la viabilità in provincia di Belluno. Questo è il titolo a piena pagina. L'ANAS si riprende 530 km, convenzione con Veneto Strade e provincia per finanziare la manutenzione di una parte consistente della rete viaria. Padrin, presidente della provincia di Belluno, tira un sospiro di sollievo. In 10 anni abbiamo speso 140 milioni di euro, li dedicheremo alle nostre comunità. Retromarcia sulla proprietà delle strade, erano di ANAS, poi sono finite a spezzatino tra provincia e regione e oggi ben 530 km di rete bellunese torna a casa. Si tratta di 330 km in capo alla provincia e 203 in capo alla regione, ma sono i 330 della provincia che fanno la differenza in termini di esborso annuale, pari a 15 milioni di euro, cifre che hanno dissanguato il bilancio. La convenzione è stata firmata, ora resta da quantificare quanto ANAS metterà sul piatto. Negli ultimi 10 anni, commenta il presidente Padrin, abbiamo dovuto rinunciare a circa 140 milioni togliendo risorse ad altri capitoli. Il sindaco De Pellegrin, sindaco del comune di Belluno, speriamo che investano da noi. Tra le strade più difficili da gestire c'è la 251 della Val di Zoldo, ma il sindaco Camillo De Pellegrin, scusate, il sindaco del comune della Val di Zoldo e non del comune di Belluno, mi sono confuso con il cognome identico, non si lascia andare a facili ottimismi, anzi bene passare con chi ha più soldi, commenta, però bisogna vedere se quei soldi li vorrà investire qui da noi. Nuovo impianto per il Nevegal, sul piatto 50 milioni, avviata una trattativa fra un gruppo di imprenditori algerini e il comune. Lamon, Ponte Serra, bar e ristorante riaperti fra 2 mesi. 2 mesi di lavori e poi riapriranno il piano terra, bar e ristorante, sorride Davide Maria Pante dell'albergo Ponte Serra danneggiato dall'incendio. Funivia di Socrepres, progetto ancora misterioso, siamo a Cortina d'Ampezzo. Nel nostro lavoro di informazione e trasparenza nei confronti dei cittadini incontriamo molti ostacoli nell'accesso ai vari progetti, lamenta Roberta De Zanna, consigliera comunale di Cortina Bene Comune, mentre lamenta che viene nascosto il progetto della grande opera che si vuole creare nel piazzale Revis sotto le scuole e i campi da tennis. Sedico, addio alla discoteca Paradiso, l'ultima speranza è una colletta. Il Paradiso può attendere, era l'ottobre del 2019 quando la direzione della discoteca Paradiso di Sedico annunciava la chiusura imposta dall'ordinanza del sindaco. Ad oggi al comune non è giunta nessuna richiesta di lavori per la messa in sicurezza, tanti nostalgici che dai social lanciano l'idea di una colletta. E la foto di copertina ci porta ad Agordo, sto bene con la gente, a casa mi annoierei. Yolanda Record gestisce il bar da 52 anni. Yolanda De Nardina ha 89 anni, tutte le mattine esce dalla sua casa di Agordo prima delle 6:30, attende che apra l'edicola, acquista il gazzettino e a piedi va ad aprire la sua attività, il bar della stazione. Il finanziamento Longarone e Limana recuperano i siti orfani, la regione finanzia con 100.000 euro la bonifica da Trielina in località San Poi e altre risorse per sistemare il sito ex Faesite in località Fai di Longarone. Feltre, bollette troppo alte, intervento all'asilo, riqualificazione energetica dell'asilo comunale del Pasquare per far fronte all'aumento dei costi delle bollette e adeguamento dell'ex casa del custode. Per quanto riguarda lo sport, i richiami del Gazzettino di Belluno in prima pagina, sci di fondo, Barp, addio ai primi punti in Coppa del Mondo per poco meno di 5 secondi. L'appuntamento, il Lions al fianco dei più deboli, la cena solidale domani a Valle e ancora verso l'Epifania, a Rocca la Befana si cara dalla funivia in Marmolada, appuntamenti un po' in tutto l'Agordino, a Rocca Pietore all'altezza di Malga Ciapella, l'evento più suggestivo di tutta la serata. Questa dunque è la prima pagina del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso alla prima pagina del Corriere delle Alpi. Ecco come si apre l'edizione di oggi. In questo caso la notizia messa in primo piano è identica a quella che abbiamo trovato nell'edizione del Gazzettino di Belluno. Passano all'ANAS 300 km di strade, provincia sgravata. Programmazione e strategie restano di competenza territoriale, ma l'ente locale non sarà più vincolato a versare 15 milioni all'anno.
Turismo bianco, imprenditori algerini interessati al Nevegal, Cortina, cabinovia per Socrepes, progetti sotto chiave. E ancora per quanto riguarda Cortina 2026, Fondazione Olimpica, e Cortina manda nel CDA il vicentino Giovanardi. La foto di copertina, diversa da quella che abbiamo trovato sull'edizione del Gazzettino, bottiglia con micce all'ozzo, gli artificieri la fanno brillare. Boraccia sospetta la chiesa Madonna di Loreto con quei fili che spuntavano dal collo che parevano micce. Ieri mattina gli artificieri dei carabinieri l'hanno fatta esplodere. Un gesto dimostrativo? Uno scherzo di cattivo gusto? I carabinieri hanno acquisito immagini delle telecamere. Longarone, vittime dei disastri, via dalle leggi la parola incuria, se ne parla dal 2011 ma ora sembra la volta buona, rimuovete il termine incuria dalla legge sulle vittime dei disastri ambientali e industriali nata sull'onda emotiva del Vajont. C'è un disegno di legge depositato al Senato dalla Lega, positiva la reazione del sindaco di Longarone. E ancora il caso Zaia, le carte ci davano ragione, a Cortina il presidente spiega lo scontro con Crisanti, mandato molto materiale in procura. E a tal proposito le intercettazioni contro il prof anche una parte dell'università, scarpa del PD le reazioni politiche, così la scienza è delegittimata. Questa dunque è la prima pagina del Corriere delle Alpi, ed entriamo al suo interno, breve panoramica riferita alle notizie di carattere nazionale e internazionale, poi proseguiremo con i fatti prettamente bellunesi. Siamo a pagina 2, in questo caso siamo in Regione Veneto, notizia messa in primo piano, Zaia e il pressing per schiantare Crisanti. Il dirigente parla con il presidente di medicina, tra gli intercettati c'è anche Clementi, professor del San Raffaele, che chiese di escludere il collega da una commissione universitaria. Abbiamo portato sia il rettore che i direttori contro Crisanti a discutere. Gli approfondimenti li troverete da pagina 2 a pagina 3. Ma andiamo a pagina 4 con gli approfondimenti riferiti all'economia italiana. Gas stangata a dicembre più 23%, prezzi giù solo dopo l'estate. L'autorità dell'energia aggiorna le tariffe, ogni famiglia dovrà spendere per il metano più di 1.800 euro all'anno, l'inverno mite e la minore domanda industriale salvano le scorte, per gli stoccaggi il riempimento è all'84%. Questa è la fotografia, la bolletta, il prezzo in centesimi di euro al metro cubo, la variazione è del più 23,3%, siamo passati dal novembre 2022 con 122,41 a 150,95 per quanto riguarda il mese di dicembre 2022. La spesa annua per famiglia tipo in euro, la variazione pensata è del più 64,8%. Nel 2021 al 31 dicembre, dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre è stata spesa una media di 1.132 euro per quanto riguarda il metano. Per quanto riguarda invece l'annata 2022, dal 1 gennaio al 31 dicembre siamo passati a 1.866 euro per famiglia. Lo stoccaggio del gas, riempimento dal 1 gennaio 2023, al primo posto abbiamo il Portogallo, seguito da Polonia, Spagna, Croazia, Danimarca, Germania, Belgio, Svezia, Australia, Austria, Repubblica Ceca, Francia. La media europea è dell'83,53%, pensate l'Italia è sotto alla media europea, siamo all'82,49%, seguiti da Bulgaria, Romania, Paesi Bassi, Slovacchia, Ungheria e Lettonia. Momenti davvero difficili. I poveri dell'energia, il dossier 2.200.000 italiani hanno difficoltà a pagare elettricità, gas e riscaldamento, solo il 18,5% ha ottenuto il bonus per scarsa informazione o complessità delle procedure. Altri dati chiavi della povertà energetica nel paese, ovviamente parliamo del nostro paese, l'Italia, 10,9%. La percentuale di poveri in Italia per le conseguenze della crisi energetica, 61,4% la fetta di donne nel comparto della povertà su base energetica, 620 la spesa annua in euro sostenuta dalle fasce più deboli per le bollette di luce e gas. E a proposito di caro energia, le sfide del 2023, il caro energia zavorra per famiglie e imprese un periodo difficile. Decol della CNA a bilancio le spese energetiche incidono oltre il 40% dei costi, la CGA stima una crescita zero in Veneto, Treviso e Belluno in recessione. Solo un mese fa le prospettive erano decisamente peggiori, ora si assiste a una ripresa degli ordini che fa ben sperare. Si salvi chi può, il 2023 si annuncia come un anno difficile per famiglie e imprese, soprattutto a causa del caro energia. La CGA di Mestre stima una crescita zero in Veneto, con le province di Rovigo e Treviso in recessione, PIL visto in calo sul 2021 rispettivamente dello 0,9 e dello 0,4, Venezia in leggera crescita con 0,4 e Padova ferma. L'associazione indica la causa principale nel caro bollette, che a sua volta traina l'inflazione a ritmo elevato anche per la crescita delle altre materie prime.
E l'autonomia, alta tensione, la riforma bandiera della Lega nella bufera, dubbi anche tra alleati, servono risposte e Fratelli d'Italia detta le sue condizioni, va approvata insieme al presidenzialismo. Sull'autonomia serve discutere, chiediamo risposte sul ruolo di Roma e le differenze tra nord e sud. Questa è la dichiarazione di Antonio Tajani, ministro degli esteri, vicepresidente di Forza Italia. Stefano Bonaccini, governatore dell'Emilia Romagna, candidato leader del PD, commenta così: sarebbe un errore essere contro a priori, ma vanno tolte questioni divise come scuole e sanità. Partito unico non esiste, Meloni gela gli alleati in crisi, Berlusconi rilancia il progetto repubblicano, la Premier ci siamo noi, ma non si esclude l'ipotesi di restyling di Fratelli d'Italia per le prossime europee. Andiamo avanti con un approfondimento riferito alla morte del Papa Emerito Benedetto XVI, funerale emerito, questo è il titolo, gli equilibrismi del protocollo liturgico, non è morto un pontefice, Francesco presiderà il rito, tra i politici 3 presidenti sovranisti. E vediamo in questo scatto la salma di Benedetto XVI presente all'interno della Basilica di San Pietro a Roma. I fantasmi di Alexander, cronaca, finisce la fuga dell'aggressore di Roma preso a Milano da una coppia di carabinieri fuori servizio. È un ragazzo polacco di 24 anni che da 8 mesi vive in Italia come senza tetto. Il fatto ci porta a Roma e ha coinvolto un altro giovane per quanto riguarda un'aggressione. Ma adesso notizie che riguardano la provincia di Belluno, siamo a pagina 17, lo avete sentito sia dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno sia dalla prima pagina del Corriere delle Alpi. Passano ad ANAS 300 km di strade, il bilancio della provincia torna a respirare. Programmazione e strategie resteranno in mano all'ente locale che non sarà più vincolato a versare 15 milioni di euro. Queste le strade interessate: strada 48 delle Dolomiti 48 bis, 203 a Gordina e variante di Agordo, strada provinciale 251 della Val di Zoldo, il passo San Pellegrino, un tratto della 347 del passo Cereda e del Duran, alcuni tratti della Feltrina compresa la variante di Anzù, tratti extraurbani della strada provinciale numero 1, variante Lentiai Bardies e variante del Col Cavalier. L'assessore De Berti, l'assessore regionale, primo passo verso il varo di una unica società, la vicepresidente della regione spiega i termini della convenzione. L'addio a Don Gemo, mente fresca e sciolta, ai giovani ha parlato di un Dio del cuore, cattedrale gremita di parrocchiani e sacerdoti ai funerali, la testimonianza del vescovo Marangoni e della gente di Tisoi. Notizie che ci portano in ospedale, le novità dell'ostetricia, con il parto cesareo dolce assiste anche il papà. Tra le novità del reparto anche un'indagine sui disturbi feto-alcolici e la sensibilizzazione alla donazione della placenta. Continuiamo con pagina 19, magazzini pieni e costi energetici, le aziende prenotano vacanze lunghe. C'è anche chi ha chiuso il 19 dicembre come la Pandolfo, segnale di ripresa all'Eptacostan che richiama i precari. Sindacato ottimista per la Seste e la nuova ACC Clivet tra i committenti. E sempre per quanto riguarda l'industria bellunese, i colossi dell'occhialeria operativi, Cesca continua il trend positivo. Siamo a pagina 20, imprenditori algerini interessati al Colle, la visita e l'idea di un nuovo impianto. La cordata è stata su Nevegalo un mese fa, fra le ipotesi una funivia di collegamento con il Trevigiano e un hotel-ristorante. Presi contatti anche con Unifarco, l'obiettivo è investire nel settore cosmesi. Altre notizie riferite al capoluogo, cambio della viabilità a Castion, costa nessuna informazione, via del Favero a senso unico in discesa, cartello apparso all'improvviso, il consigliere nessuno lo sapeva, non è il modo giusto di agire. E ancora, cosa fare in caso di nevicata? Pronto il libretto del comune, l'opuscolo ha in distribuzione in cima alle scale mobili, allo sportello del cittadino e in molti negozi del centro, il sindaco anziani più sicuri. Continuiamo con le notizie che riguardano il bellunese, siamo a pagina 21, il tentato omicidio di Castoia, aggredita sotto casa a colpi di bastone, è passato un anno finalmente rivivo. Ho ricominciato a lavorare ma è stata davvero dura, sospetti sul colpevole? Sì, ma confido nella giustizia. L'approfondimento lo troverete a pagina 21. Feltre, Palazzetti e Cingolani, piano da 1 milione per rafforzarli a prova di terremoto. Consegnato alla sovrintendenza il progetto definitivo, la Giunta ha formalizzato l'impegno di spesa per i lavori. Siamo sempre nel Feltrino con pagina 23, ancora Feltre, perde la vista ma torna a sciare grazie al corso della Dinamo. La società di Vellai ha accompagnato in pista il ragazzo divenuto ipovedente. Alessandro entusiasta, adesso ho la certezza di poterlo fare ancora.
Notizia di spalle, in biblioteca la prima colonnina di ricarica, ovviamente parliamo della ricarica delle automobili elettriche. Sempre dal Feltrino, lotta biologica ai parassiti, alla Dumia prende forma un hotel per gli insetti. La struttura realizzata è al servizio dell'orto e della fattoria didattica, permette agli organismi buoni di svernare e combattere gli acari. Querovas, fusione con Alano, partono gli incontri con le categorie, inizia il percorso verso il referendum comunale di ottobre. Il sindaco Zanolla, restando fermi, il territorio si impoverirà. All'anno di Piave, sempre dal Basso Feltrino, investimento Fener, madre e figlio soccorsi. Lamon, albergo di Ponte Serra, avanti tutta con i lavori, il gestore in prima persona nel cantiere per il recupero. Gino Pante, Davide è determinato a riaprire presto. Santa Giustina, letterine di Natale, Alessandro e Silvia vincono il concorso, hanno chiesto giocattoli ma anche felicità e serenità per i loro genitori. Il negozio Bardina Le Volpere ha premiato la loro missiva. Siamo a Rimana, bonifica siti orfani, a San Poi 100.000 euro all'ex Faesite 491. La regione stanzia fondi a sostegno delle amministrazioni, l'assessore Bottaccin. Indispensabile aiutare i comuni. In Valbelluna prevista la canalizzazione delle acque che oggi scorrono sotterranee, dall'altro versante i soldi serviranno per aggiornare la caratterizzazione. Borgo Valbelluna, impianto elettrico al campo di Mel, ok all'operazione di adeguamento. E adesso altra notizia che ci porta a parlare della Befana, volo su scopa, il giusto outfit, l'Accademia delle Befane seleziona aspiranti a Zumelle. Epifania animerà la giornata del 6 nello scenario del castello di Zumelle. Tania Tonello, vestire i panni della vecchina non è roba da tutti. Longarone, via la parola incuria dalla legge sul Vaionte. Il DDL depositato in Senato dal leghista friulano Dreosto ha già raccolto il sostegno di Padrin, sindaco del comune di Longarone, termine debole e fuorviante. Sara, quando idee e volontà fanno a pugni con i pochi soldi, a Tambre la Bona è sindaca solo da giugno e si è impegnata con profitto in molti progetti, ma qui in montagna paghiamo l'assenza di risorse strutturali continue e soprattutto forti. L'intervista la troverete in questa pagina del Corriere delle Alpi, siamo a pagina 26. Passiamo adesso in Agordino con pagina 27, col Cernian ni soppelsa forse, due sindaci si guardano intorno. Nel paese di Papa Luciani l'attuale vice Murer potrebbe fare l'alfiere tra le file della minoranza, annunciato passo indietro della capogruppo Fiocco. Notizie quindi che riguardano due amministrazioni comunali pronte all'elezione dei primi cittadini per quanto riguarda l'anno 2023. Val di Zoldo, dibattito alle 18 a Fusine, Mas de Sabe, proposte di recupero sperando di trovare finanziamenti. Ancora il grazie della comunità a Siro, Oretta e Luigi per l'impegno sociale. Rivis, 90 anni, fu anche sindaco a Voltago. Notizia quindi che ci porta sempre in Agordino. Con pagina 28 siamo a Cortina, nuova cabinovia, i progetti sotto chiave, Darine li mostreremo appena possibile. La consigliera De Zanne ribadisce di avere il diritto di vederli, il comune ribatte che devono prima superare gli ultimi vagli. Sullo sfondo la diffida autotutelante di Pool Engineering e No Problem Parking. Befana con Billo al pianoforte dei VIP, annuncio a sorpresa di Jerry Calà, ospite del locale cortinese per una serata rigorosamente live. L'Ozzo di Cadore, la notizia che ha aperto come foto di copertina, bottiglia sospetta fatta brillare dietro la chiesa, gli artificieri al lavoro ieri mattina alla Madonna di Loreto, il sindaco Zanella, chi l'aveva abbandonata si costituisca. Lorenzago morì dopo la rapina, la seconda querela è stata archiviata. Non avrà giustizia l'anziano di Lorenzago, non si saprà mai chi ha rapinato Angelo Mainardi nel dicembre del 2021 nella sua casa di Via Riva, causandone indirettamente la morte poche ore dopo l'assalto. Archiviato il fascicolo principale, quello che era stato aperto per morte come conseguenza di altro reato. La procura di Belluno ha fatto lo stesso per la denuncia contro ignoti che la famiglia aveva presentato per cercare di tentare di tenere vive le indagini attraverso l'avvocato di fiducia Giulia Munerin. Perde il controllo del furgone, si schianta sull'hotel e scappa, la polizia lo ritrova in casa. L'incidente lunedì sera con il mezzo finito in curva contro il Cima Belpra, il conducente si è allontanato nonostante fosse rimasto ferito al volto. La notizia ci porta a San Vito di Cadore. Per la rubrica Cultura e Società, il mio salotto, crocevia di musica e pensiero per ascoltare, comprendere e confrontarsi. Donella del Monaco festeggia i 50 incontri del Circolo Culturale ospitato nella sua residenza trevigiana, le radici, il coraggio e i progetti.
Passiamo adesso alla rubrica Giorno e Notte, Meeting Musica con la Filarmonica per il concerto dell'Epifania. Il gruppo proporrà molti brani che ripercorrono la storia musicale nel tempo, dallo Schiaccianoci al Caz, ma non mancheranno le sorprese per il pubblico. Notizia di spalle, storia di Pontello, banchiere illuminato nel Forte Nord-Est. Oggi ad Auronzo la presentazione del libro che racconta una banca dal volto umano. Cortina, Proust senza tempo, Alessandro Piperno ha una montagna di libri. L'appuntamento è per oggi alle 18 presso l'Alexander Girardi Hall. Sport, Hockey Alps League, Cuglietta scatenato ma l'Afro è rilassata, Vipiteno ne approfitta, è il terzo KO di fila. Il Cortina, già qualificato alla Final Four Scudetto, non morde, il Muro Trentino resiste all'assedio finale degli scoiattoli. 3-2 il risultato finale per quanto riguarda Vipiteno e Cortina Afro. Venerdì in calendario l'ultima partita della prima fase si gioca a Merano. Hockey giovanile, una vittoria e una sconfitta per il Cortina Alleghe Under 19, già 700 iscrizioni alla Dolomiti Extreme Trail, corsa in montagna dal 9 all'11 giugno. Calcio Serie D, Dolomiti rientro vicino per Pettina, vorrei esserci il 15 con la Driese, il difensore è assente da 2 mesi dopo l'ok del medico ha iniziato a correre, aumentano i carichi. E ancora dallo sport, la Darold e la sorpresa Castione, alleno fino a giugno, poi lascio. Seconda categoria, puntiamo ai playoff senza ossessioni, il vivaio è il nostro gioiello. Ancora sport, rugby Belluno imbattuto, il 2023 è tutto da scrivere, dipende dai ragazzi. Parla l'allenatore Alessio Dal Ponto, non abbiamo ancora fatto nulla ma c'è un giusto mix fra i giocatori più esperti e i giovani del vivaio. Notizia di spalle, sci nordico, Coppa del Mondo, Barpa da applausi al Tour de Ski, molto bene anche Comarella. Volley, Serie D maschile, Salvadego e la crescita della DRL, i miei ragazzi alla pari con tutti, l'allenatore commenta la prima parte di campionato della seconda squadra della Darold, stanno trovando spazio anche ragazzi dal 2006 al 2007. Altro sport, pallavolo, Serie 3, Maccabruni incassa le critiche, primario il bene della Darold. L'alzatore era finito nel mirino del dirigente Savasta dopo il brutto KO col Sandonà. Quelle parole erano costruttive, adesso pensiamo solo a non ripetere prestazioni simili. E sempre per quanto riguarda la pallavolo, Serie C femminile, Nesello felice del Belluno, molto lavoro in palestra aspettando la Fantinel. Laura Fiabane conquista gli Stati Uniti, giocatrice dell'anno in Utah. Sempre per quanto riguarda la pallavolo, la giovane pallegatrice di Sedico porta con sé l'esperienza maturata in C e a Limana. E terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani, prevalenza di nuvolosità bassa su pianura e valli prealpine con locale presenza di foschie e nebbie nelle ore più fredde, schiarite sulle zone centro-occidentali al pomeriggio, sui rilievi prealpini dalle quote medie e sulle Dolomiti giornata in parte soleggiata con velature per transito di nubi alte. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belluno e vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20 e domani mattina all'1 ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.